Non ci sono motivi per ritenere che Pier Giorgio Baita possa fuggire, reiterare il reato o inquinare le prove e di conseguenza va scarcerato. Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Venezia, la nuova richiesta degli avvocati Piero Longo e Paola Rubini, legali dell'ex amministratore delegato della Mantovani in carcere a Belluno, con l'accusa di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Noi abbiamo argomentato su tutto e riteniamo che si possa e si debba applicare una misura leviore, cioè meno grave rispetto alla custodia cautelare, in considerazione di alcune circostanze che abbiamo portato all'attenzione del Tribunale. Quindi la custodia cautelare in questo caso, per questo tipo di reati, non è l'unica scelta. Nelle parole dell'avvocato Rubini non manca una sostanza polemica in merito all'atteggiamento dei magistrati, troppo inclini, secondo la difesa, a scarcerare soltanto chi ha parlato, come l'ex segretaria di Galan Claudia Minutillo ed il mediatore di San Marino William Colombelli. Se devo dare un parere, visto quello che è successo fino adesso, è chiaro che parlando si esce, ma noi siamo fuori da questo tipo di ragionamenti. Altrimenti si utilizza la custodia cautelare per l'ennesima volta solo per creare uno stato di disagio psicologico che porta a confessare e noi questo non lo vogliamo. Oggi la difesa di Baita è tornata a chiedere anche il trasferimento dell'inchiesta alla Procura di Padova, ma la replica del pubblico ministero Stefano Ancillotto, che in aula ha depositato altre testimonianze definite fondamentali per le sorti dell'indagine, è stata categorica. Il GIP si è già espresso sul punto ritenendo che la competenza sia Venezia. Grazie. In attesa della decisione del Tribunale del Riesame, prevista per le prossime ore, sul fronte societario l'Assemblea degli azionisti ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Mantovani, che ha poi nominato presidente l'ex questore di Treviso Carmine Damiano. Si tratta di una risposta chiara ed univoca, si legge in una nota, per affermare che legge, etica e trasparenza sono valori imprescindibili per l'azienda.